Ciao amici di Radio Chef, buongiorno e ben ritrovati in una nuova puntata dal Gusto Speciale. Protagonista infatti di oggi è un vero alleato della cucina italiana. Stiamo parlando proprio di un condimento che è l'olio, non solo un condimento, ma è un alleato prezioso anche per la nostra salute. È un ingrediente che sa esaltare un piatto come può completamente rovinarlo e quindi anche per questo bisogna conoscerne le giuste caratteristiche, saperne i vari sapori, le varie sfumature per fare anche gli abbinamenti giusti, perché anche l'olio vuole la sua parte in questo caso. Ma come si può raccontare e riconoscere un buon olio? Quante varietà ne esistono? Qual è l'olio giusto per le nostre ricette? Mettetevi comodi, tranquilli, perché vi accompagniamo in un viaggio davvero dai mille sapori, tra uliveti, frantoi, sapori mediterranei, per capire come utilizzare l'olio in cucina. E voglio iniziare subito dalle caratteristiche, perché pian piano ci avviciniamo verso il piatto perfetto. Insieme ai supermercati Bosco di Trieste siamo andati a studiare le caratteristiche dell'olio buono. Come si riconosce intanto un olio buono? Partiamo dal profumo, perché deve avere delle note fresche che ricordano, ad esempio, per farvi immergere già in qualche profumo, l'erba tagliata, la mela verde, la mandorla, anche il carciofo in certi casi. Poi il colore, che può variare dal verde intenso fino al giallo oro, ma non è indice assoluto di qualità, quindi anche se ha un bel colore potrebbe non essere l'olio perfetto. Il gusto, che deve essere equilibrato tra fruttato, amaro, piccante. L'amaro e il piccante sono soprattutto segno di ricchezza in polifenoli e antiossidanti naturali. E non dimentichiamoci dell'etichetta, che deve raccontare la data di raccolta, l'origine 100% italiana o DOP, e la spremitura a freddo, oltre che l'etichetta può essere anche IGP. Ricordiamoci della conservazione: la bottiglia in vetro scura o di latta, al riparo da luce e calore, è il modo perfetto per conservare il nostro olio. Volevamo raccontarvi anche qualche curiosità, perché parlavamo di sapore piccante. Un olio infatti può pizzicare in gola, e questo non è un difetto, anzi è un segno della presenza di oleo cantale, un antinfiammatorio naturale, quindi se sentite quel piccantino l'olio è buono. E parlavamo anche di conservazione. Olio in frigorifero? Direi proprio che questo è un falso mito, rovina aroma e struttura, infatti meglio conservarlo al buio e al fresco, dicevamo, tra i 12 e i 18 gradi. E poi, altra curiosità, l'Italia ha più cultivar di olive che vitigni, oltre 500 varietà registrate, un tesoro ancora poco conosciuto, e poi l'olio cambia ogni anno. Sì, come il vino, stesso oliveto, annate diverse, significa sapori diversi, quindi può anche darsi che se scegliete una certa etichetta, l'anno dopo non sarà la stessa. Poi, come ci ricordano i supermercati Bosco, l'olio non è da demonizzare, perché è ricco di grassi monoinsaturi che aiutano a ridurre il colesterolo cattivo e a proteggere il nostro cuore. Contiene vitamina E, polifenoli, potenti antiossidanti naturali, ha proprietà antinfiammatorie e protettive per il nostro sistema nervoso. Ma quanto ne utilizziamo? Questa è proprio la domanda chiave che sono sicura ognuno si fa. Anzi, ogni tanto forse mettiamo l'olio, chiudiamo gli occhi e basta che sia buono poi il piatto. Anche qui, attenzione, la quantità consigliata è di 3-4 cucchiai al giorno, 30-40 ml circa, tenendo conto di tutto l'apporto di grassi giornaliero. Quindi va utilizzato con intelligenza, è un alleato, non è un nemico, ma dobbiamo saperlo scegliere bene e anche gustare al meglio. Ci sono tantissime zone di produzione qui in Italia, dalla Liguria, che fa un olio un po' più delicato, fruttato, la Toscana con i suoi oli robusti, amari, piccanti, l'Umbria, oli più equilibrati con note erbacee, il Lazio più armonioso anche come vino, la Puglia che ha una grandissima varietà dal dolce al molto intenso, la Calabria e la Sicilia con i loro intensi e fruttati con sentore quasi di mandorla, dicevamo, e anche tra Trentino, Lombardia e Veneto ci sono oli leggeri e delicati. Ma anche qui in Friuli Venezia Giulia ce lo raccontano anche direttamente il sito dei supermercati Bosco e l'ERSA, che il Friuli Venezia Giulia si posiziona al secondo posto tra le regioni italiane meno produttive di olio d'oliva, con una produzione di 143 tonnellate. Però la notizia è che l'olio qui c'è. Sono circa 600 gli ettari coltivati a olivo in Friuli Venezia Giulia, di cui solo la metà si possono considerare professionali. L'ultima annata ha visto un incremento del 5,6% rispetto al 2023, e in riferimento alla produzione di olive nel 2023, una produzione in crescita e una molitura di olive annuale che ha superato le 1000 tonnellate. Ci sono a Udine 173 ettari, ma anche Pordenone, Gorizia, Trieste. Le varietà di olive maggiormente prodotte in Friuli Venezia Giulia sono la bianchera, delicata, frantoio, maurino, pendolino, leccino, grignano. E quindi questo è un po' il resoconto anche del nostro Friuli Venezia Giulia, così per darvi un'idea, perché è importante sapere che anche noi abbiamo il nostro olio, ed è importante anche raccontarlo nel modo giusto. Come
si può assaggiare direttamente anche a un evento molto speciale che parte proprio in questo fine settimana dal 23 fino al 25 di maggio. Siamo a Villa Maseri a Oleis di Manzano, che si prepara ad accogliere la 20ª edizione di Olio e dintorni, un evento davvero unico nel suo genere. Per questo vi raccontavo di Olio Buono, perché è dedicato all'olio extravergine di oliva del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta non solo la qualità della nostra terra, ma anche la passione e la fatica di chi coltiva gli ulivi con dedizione e con rispetto per l'ambiente. Lo dicevamo prima, ci sono poche produzioni, ma bisogna veramente controllarle bene. È molto di più di una semplice festa, perché ci sono tantissimi eventi all'interno, ma è un'occasione per scoprire e conoscere a fondo questo oro verde. Si potranno assaggiare infatti oli pregiati delle migliori aziende regionali, accompagnati da vini locali selezionati, per un'esperienza di gusto che racconta il territorio in ogni sua goccia. Ogni goccia è preziosa. Poi il programma offre momenti di confronto con esperti, con i tecnici, per illustrare le sfide e le opportunità anche di questo settore in Friuli Venezia Giulia, e per chi vuole vivere l'evento in modo molto attivo ci saranno anche dei laboratori pratici per adulti e bambini, come la pittura con olio extravergine d'oliva, voi l'avete mai sperimentata, e anche passeggiate guidate tra vigne e uliveti per scoprire la natura e la storia di questa terra affascinante. Non mancano momenti di svago con musica dal vivo, spettacoli, una cucina che proporrà piatti tradizionali preparati con naturalmente l'olio locale per far sentire davvero i sapori della nostra terra. L'ingresso a molte attività è gratuito, è consigliatissimo prenotare, lo potete fare sul sito oleis-edintorni.com oppure scrivere direttamente alla mail oleisdintorni@gmail.com. Qui intanto vi stiamo facendo dare uno sguardo anche al programma completo e potete seguire anche le pagine social. Dicevamo bene la prenotazione, e questa manifestazione è anche un momento per riflettere sull'importanza dell'olio extravergine d'oliva come parte integrante della sostenibilità. Quindi venite con noi a vivere il Friuli Venezia Giulia attraverso i suoi oli, sapori e tradizioni che ci rendono un territorio davvero molto molto speciale. Villa Maseri, appuntamento a Oleis di Manzano dal 23 al 25 di maggio. Ve lo ripeto perché è un appuntamento veramente unico e ricco per il nostro territorio, quindi bisogna partecipare per sostenere anche tutte questo tipo di attività. Ma parlavamo anche di abbinamenti con l'olio, anche qui importante sottolineare l'importanza dei vari piatti che si possono preparare e soprattutto condire con un olio buono, carne, pesce, ed è proprio qui che ci vogliamo anche concentrare, perché per la carne rossa o la selvaggina possiamo usare degli oli robusti e anche belli piccanti, quindi puntare su quelli della Toscana, della Sicilia, della Puglia. Per insalate o verdure crude, meglio gli oli fruttati medi, che completano ma senza coprire, perché sappiamo che ci vuole un tocco delicato. Poi legumi, zuppe, piatti un po' più importanti, oli intensi, anche qui un po' più piccanti per esaltare i sapori rustici, e anche i dolci si possono preparare con l'olio, oli delicati, oli un po' più dolci per biscotti o torte all'olio, che sono veramente buonissimi. E infine volevo chiudere, ma questo per legarci anche a un altro piatto che andiamo a scoprire tra poco, perché ci sono oli delicati come quello ligure, quello del lago del lago di Garda, che sono perfetti per condire il pesce, e da provare anche con oli un po' più agrumati. Se avete un bel filetto anche di pesce appena cucinato, un olio delicato è quello che fa il caso nostro. E sapete chi sa condire benissimo anche il nostro pesce e servircelo in tutte le salse? Siamo ai Due Leoni a Muggia, insieme a due chef spettacolari che sono Andreina e Sabina, che vi portano due ragazze veramente fantastiche, con uno spirito unico, che sanno regalarvi un'esperienza appassionante e incredibile. Intanto la vista mare sulla bellissima anche nel bellissimo cuore di Muggia è già qualcosa che rende splendido questo luogo, ma poi loro, con la loro energia e i loro piatti che cambiano ogni giorno, perché c'è un menù fisso che ci fa provare e sperimentare tutti i gusti, dal tris di capesante, il tris di bruschette, pesce crudo, pesce cotto, primi anche con il nostro pesce, oppure, come dicevamo, filetti direttamente da provare così, belli appena pescati e portati direttamente in tavola, che potete vedere e anche scegliere. E poi potete entrare nel dietro le quinte, perché loro ogni giorno vi appassionano con la loro energia, la loro creatività. Le potete seguire anche sulle loro pagine social, ai Due Leoni di Muggia, così anche da scoprire il menù del giorno e appassionarvi anche voi a questo fantastico luogo. Torneremo a parlare del loro programma, perché ci sveleranno anche qualche consiglio per andare a cucinare al meglio i nostri piatti a base
di pesce e non solo, troverete tantissime specialità. Un posto perfetto secondo me anche per portare tutta la famiglia e fare una bellissima figura anche con i vostri ospiti, turisti che arrivano magari da un po' più lontano, e fargli scoprire veramente la storia e la tradizione di Muggia, che è sempre bellissima. Ma ora torniamo alle nostre ricette, perché vogliamo raccontarvi anche qualcosina di un po' più particolare. Uniamo l'olio a un altro ingrediente, vorrei dire interessante, perché andiamo a preparare una frittura, quindi possiamo friggere questa volta, con una pastella alla birra. L'abbiamo studiata con una fila utensili Natisone proprio per portarla nel piatto. Per la pastella cosa vi servirà? Vi serviranno 200 g di farina 00, 250 ml di birra chiara fredda, meglio se di tipo lager o pils, un tuorlo d'uovo facoltativo per una maggiore doratura, un pizzico di sale e una punta di lievito istantaneo per torte salate, per una pastella così più gonfia, e poi ghiaccio per mantenere la nostra pastella fredda. Per friggere invece ci serviranno l'olio di semi di arachide, olio extravergine d'oliva, potete usare anche questo se volete una frittura un po' più di carattere, e verdure a piacere, zucchine, carote, fiori di zucca buonissimi, e per quanto riguarda il pesce, calamari, filetti di merluzzo oppure gamberi. Questa è una pastella perfetta per questi ingredienti. La dovete preparare: in una ciotola versate la farina e un pizzico di sale, aggiungete il tuorlo a piacere e versate a filo la birra freddissima. Questo è il segreto. Mescolate con una frusta fino ad ottenere una pastella liscia, fluida, ma comunque non troppo liquida. Poi la lasciate riposare in frigorifero per 15-20 minuti, e nel frattempo scaldate l'olio. In una padella bella profonda portate l'olio a 180 gradi. Se non avete un termometro potete fare la prova con uno stuzzicadente, con un pezzettino di pane che dovrà dorare in circa 10 secondi. Poi immergete gli ingredienti nella pastella e li tuffate direttamente nell'olio. Friggete pochi pezzi alla volta per non abbassare la temperatura dell'olio, e li scolate su carta assorbente per farli asciugare. Potete anche aggiungere alla vostra pastella un tocco aromatico, curcuma, erbe tritate. Se usate il pesce asciugatelo molto bene, perché l'acqua va un po' a rovinare la ricetta, e fiori di zucca più pastella alla birra, vi ricordo, poesia. Questo è veramente quasi magia. Grazie da Fila Utensili Natisone per averci portato in questa ricetta. Vi ricordo che loro li trovate sul sito filautensili.com e anche nella zona artigianale, nella strada Cividale Peroleis, nella zona artigianale Leproso di Premariacco. Quindi andate a dare uno sguardo per rendere i vostri piatti bellissimi e buonissimi. Noi invece rimaniamo nel mondo della birra, perché è stata presentata Birra in Fiera 2025, che è la prima fiera mitteleuropea della birra artigianale, che si terrà a Trieste. L'appuntamento è proprio nel prossimo fine settimana, da sabato 31 di maggio, per entrare poi anche nelle prime giornate di giugno. Lo andiamo a scoprire insieme a uno degli organizzatori, anche appassionato di questo settore, che è Filippo Vidiz, che ce lo racconta direttamente dalla presentazione dell'evento. Bene, siamo qui, abbiamo presentato la prima edizione, l'edizione 0 di Birra in Fiera, la fiera mitteleuropea della birra artigianale, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno al Generali Convention Center al Magazzino 28, 30 microbirrifici artigianali, più di 150 stili di birre e soprattutto un'area dedicata anche al food, musica, ma anche la partita di Champions League in diretta con un maxi schermo il 31 maggio. Per arrivare bisogna utilizzare sicuramente il trasporto pubblico. Per quanto riguarda i biglietti, sono acquistabili tramite la prevendita su Ticket Point. L'ingresso giornaliero è a 11,50 € invece che 13, e l'abbonamento per 3 giorni è a 22 €, compresi i diritti di prevendita, invece che 25. Poi per i giorni di fiera sarà possibile acquistare lì dei gettoni al valore di €1 che potrete fare diverse tipologie di assaggio. E vi chiederete perché ci parlate di questo appuntamento? Beh, perché abbiamo parlato di olio, rimaniamo sul campo di artigianalità, perché parliamo di birrifici del territorio che avranno l'opportunità proprio di presentarsi e di raccontarvi le loro storie, i loro prodotti, e poi, dicevamo, celebrare l'eccellenza, ma non solo, tantissimi appuntamenti ed eventi collaterali per arricchirci anche di conoscenza in questo settore. Poi potete andare a scoprire di più direttamente sul sito birrainfiera.com, ma la prossima settimana avremo un ospite speciale che ci racconterà anche un po' di ricettine e qualche curiosità in più sulla birra. Ma rimanendo anche a Trieste, parlando di eventi, abbiamo parlato di pesce, di birra, di
appuntamenti locali, si parte proprio domani, Mare Nord-Est, tutti i riflessi del mare, un appuntamento che ci porta a conoscere questa risorsa così preziosa, tantissimi punti di vista. Noi vi raccontiamo quello della cucina, perché insieme a Italy Trieste andremo a fare 2 show cooking, ma ce li racconta di più direttamente lo chef. Andiamo a sentirlo. Buongiorno, vi aspettiamo venerdì e sabato con gli appuntamenti per Mare Nord-Est. Proporremo venerdì un'insalata di orzo con guanciale, asparago, uovo mimosa e fonduta di pecorino, e sabato sera invece un crostino con insalata russa e maionese alla soia, il tutto abbinato ai vini della nostra enoteca. Mi viene già fame. Abbiamo aggiunto anche il vino in chiusura grazie a chef Federico Caliò, che incontreremo proprio ai nostri microfoni. L'appuntamento è aperto a tutti, quindi vi basta presentarvi lì, e per saperne di più potete andare anche sul sito Mare Nord-Est per prenotare anche il vostro posto e non perdere una degustazione speciale in questo appuntamento. Quindi veramente già mi fa venire l'acquolina in bocca, sento già un po' quella voglia di tuffarmi in mare per vivere la bella stagione, ma lo faremo pian pianino, iniziando proprio da la bellissima Trieste. E ora, dato che non ci piace fermarci in un unico luogo, dal mare alla montagna, voi siete pronti a viaggiare insieme a noi? Parlavamo di bella stagione, ma per farlo ci servono anche gli ingredienti giusti per costruirci il nostro panino perfetto e soprattutto scoprire anche le location. Allora direi di andare subito da una conoscitrice speciale della montagna. Andiamo a Camporosso, siamo nei pressi di Tarvisio, e andiamo al Davit insieme a Benvenuta. Ciao, benvenuta, buongiorno. Ciao Maria, ciao Barbara, sono ancora qui al Davit e vi racconto ancora qualcosa. Questa volta un altro percorso. L'altra volta abbiamo parlato dell'Orido dello Slizza, che devo ancora visitare, ma invece un'altra passeggiata che faccio veramente molto spesso e consiglio a tutti, e che è semplicissima e non c'è nessuno, è la passeggiata della Val Bartolo. Di solito quella zona lì si frequenta quando c'è la famosa festa delle baite aperte in Val Bartolo, ma è veramente molto bella da fare a piedi. In un'oretta si arriva in cima, non c'è tanta salita e su si apre un mondo che è bellissimo. Naturalmente dovete partire da qui con la merenda in sacco, e noi siamo qui per questo, perché lassù poi c'è solo un ristorante aperto, ma è molto bello continuare a camminare nel bosco. Quindi noi vi prepariamo il panino giusto, vi prepariamo il dolce giusto, abbinato, quindi vi diamo anche le posate, vi diamo tutto quello che serve per sedervi e godervi il silenzio, perché lì veramente c'è pochissima gente ed è un posto a cui noi ci teniamo. È un po' il posto del paese, non è un posto turistico, per cui per noi è particolarmente bello. Aggiungerei alle cose che ho raccontato l'altra volta, anche continuando il discorso delle grappe di cui ho parlato nell'ultima puntata, mi piacerebbe raccontare che ho anche dei prodotti stranissimi che non si trovano più, quei prodotti che usavano i nostri nonni. Nell'ambito delle grappe abbiamo ad esempio il liquore Toro, che è a 70 gradi, che tu dici cosa te ne fai. In realtà, specialmente nelle ricette, ci sono alcune ricette sul loro sito che per la carne, per la griglia, ed è usato tantissimo in Austria. Lo proporrei anche ai nostri clienti italiani, perché è un liquore d'erba particolarissimo, ha un livello alcolico grandissimo, altissimo, però pare sia veramente eccezionale nella cucina. E un'altra delle cose che si usavano una volta è l'alpestre, 43 erbe. Nasceva in un convento, adesso non lo è più, anche lì abbastanza gradi, ed è quello che ti aiuta a digerire caldo e freddo, e si trova solo qui da noi, non si trova molto in giro, per cui noi siamo orgogliosi di poterlo proporre e raccontarlo. E noi siamo orgogliosi di raccontarlo anche qui ai nostri microfoni, perché scoprire i veri ingredienti anche che si possono trovare nella bellissima montagna è ogni volta un'esperienza unica che si può fare al Davit. Andateli a seguire, perché sulle pagine social ogni tanto condividono anche la loro storia e soprattutto il dietro le quinte anche di ogni giornata, perché a volte non sappiamo bene cosa succede dietro al bancone, quando troviamo quei volti sorridenti che ci accolgono così felici, così anche vogliosi di offrirci una bella esperienza, un abbraccio caldo nel quale immergerci, non sappiamo quali segreti si nascondono in cucina e nel dietro le quinte, quindi attraverso anche i loro racconti lo potete fare. Il nostro viaggio invece va a chiudersi qui a Radio Chef con un salto nella bellissima Carinzia insieme a Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia, e sì, oggi vi portiamo nei laghi di questa bellissima regione dell'Austria. Nessun'altra regione in Austria vanta così tanti laghi come la Carinzia, ognuno dei quali ha la sua caratteristica particolare. Pensate che ce ne sono più di 200, grandi e piccoli, caldi e freddi, sognanti
e vivaci. Anche la varietà di colori dei laghi è unica, spazia dall'azzurro al turchese fino al verde smeraldo, ma tutti hanno una cosa in comune: l'acqua è potabile, è una giornata al lago, è divertente e ci fa anche stare bene. Sul lago più grande, il Vorterse, lo stile di vita incontra il fascino del sud, infatti nei ristoranti e nei bar in riva al lago, ma anche in occasione di eventi cool come lo Yoga Festival che si terrà dal 6 all'8 giugno e il Pink Lake Festival, a fine agosto si possono vivere delle avventure speciali. Il vento che soffia dall'Alpe Gerlitzen rende il lago Siacher invece una zona ideale per velisti e surfisti, ma anche un Eldorado per gli amanti del parapendio. La vetta infatti è raggiungibile con la funivia panoramica, mentre spostandoci sul lago di Faack è molto famoso per il suo colore turchese ed è si svolge il più grande moto festival dell'Europa, la European Bike Week organizzata da Harley Davidson, che quest'anno avrà luogo dal 2 e fino al 7 di settembre, quindi che si tratti di un'escursione lungo il sentiero dell'amore, di un picnic sul balcone delle stelle o di una romantica escursione in barca a remi o di una cena in mezzo al lago, anche al Millstätter See potrete trascorrere momenti piacevoli insieme in ottima compagnia. Paesaggi simili ai fiordi, baite appartate, acqua cristallina, queste si possono trovare al lago Weissensee, che affascina chiunque, e a questo vi dico provare per credere, mentre nel lago balneabile più alto d'Europa è possibile vivere la natura in modo consapevole, nuotando, andando in canoa, facendo escursioni, andando in bicicletta, potete fare davvero di tutto. Al lago Kloppener See tutti si sentono davvero a casa, famiglie con bambini che possono divertirsi nuotando, ma anche potete praticare tutti i tipi di sport acquatici ed è una regione che è un paradiso anche per i ciclisti. Anche per questo vi lascio al sito mainzontag.at in questo bellissimo articolo che vi racconta un po' più nel dettaglio quello di cui io vi ho dato solamente un assaggio, ma il modo migliore per scoprire queste cose, è andarle a visitare, quindi potete andare direttamente sul posto e godervi la bellissima Carinzia in tutto relax e tutta tranquillità. Noi ci sentiamo già un pochino più rilassati e più anche aperti ad assaggiare tutte le ricette che ci propongono lungo queste sponde del lago. Per il nostro appuntamento con Radio Chef è tutto per oggi, ma come avete capito il weekend è veramente molto intenso con tutti questi appuntamenti che si possono vivere. Se volete saperne di più c'è il nostro sito radio.0.it e anche sulle nostre pagine social trovate tutte le puntate di Radio Chef che vi portano in ogni angolo del nostro Friuli Venezia Giulia. Buon cibo, buon gusto a tutti e buoni eventi qui nella nostra regione. Ciao da Radio Chef!